Si è svolto stamani presso l'Istituto Agrigento Centro, al plesso distaccato Pirandello, un incontro sui testimoni di pace, stop alle bombe sui civili. All'iniziativa ha partecipato la dirigente scolastica dell'Istituto Agrigento Centro Rosetta Greco, con gli interventi di Giuseppe Scimè, nella sua qualità di commissario straordinario dell'Associazione Vittime Civili di Guerra, la referente al laboratorio didattico dell'associazione e Enzina Lombardo, docente referente dell'Istituto per il progetto. Ha dato inoltre la sua testimonianza un alunno proveniente dall'Ucraina che ha raccontato la sua esperienza vissuta quando è scoppiata la guerra nella sua nazione, che si è trasferito ad Agrigento con tutta la famiglia. Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto Testimoni di Pace promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, perché il nostro istituto favorisce da sempre la cultura della pace e della non violenza. La scuola ha certamente il compito fondamentale di accompagnare le nuove generazioni nel portare avanti i valori della concordia e del dialogo fra i popoli, perché i giovani non devono perdere la possibilità di cambiare il mondo, di essere costruttori di pace e di essere protagonisti attivi di una società più giusta e solidale. Stavo dicendo proprio ai ragazzi che l'associazione propone intanto un concorso nazionale dedicato alle scuole di concerto con il MIUR e proprio l'anno scorso il premiato è stato un alunno di questa scuola di Agrigento Centro. Propone praticamente ai comuni, a tutti i comuni, di attualizzare delle delibere di giunta di consiglio comunale relative appunto alla campagna Stop alle bombe, cioè i consigli comunali e le giunte municipali prendono posizione per dire noi non ci stiamo con la guerra. Devo dire che in provincia di Agrigento c'è stato un altissimo numero di delibere, l'ultima quella di Realmonte dell'altro giorno, ma sostanzialmente quasi il 50% dei comuni della provincia di Agrigento ha aderito a questa campagna. Testimoni di Pace è appunto un'altra iniziativa, questa iniziativa che ci porta nelle scuole per mostrare e per partecipare ai giovani i temi della pace e della solidarietà e ovviamente contrastare a tutte le violenze e a tutti i principi che vengono ancora purtroppo perpetrati in alcuni stati relativamente ai conflitti, perché i conflitti non finiscono soltanto con le battaglie, perché tantissimi e milioni di ordigni rimarranno nei territori e ahimè mieteranno anche vittime civili come è stato nel dopoguerra del 1943 in Italia, dove ancora ci sono giovani, e questo è l'appello che noi facciamo alla tutela dei giovani, che magari scambiando un giocattolo per un ordigno purtroppo vengono privati dalla vista, dagli arti e dalle quindi concrete menomazioni. Mi chiamo Nikita, ho 14 anni e vengo dall'Ucraina, da Kiev. Sono venuto in Italia a causa della guerra che affligge il mio paese e oggi cercherò di raccontarvi brevemente la mia storia. Un giorno sono stato svegliato alle 4 del mattino da una luce accecante proveniente dalla mia finestra. Era causata dai bombardamenti. Verso le 5 con la mia famiglia abbiamo visto uno speciale del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Ci comunicava che i russi avevano iniziato una guerra contro l'Ucraina. Così abbiamo fatto subito le valigie e verso le 7 abbiamo lasciato Kiev in automobile. Ci siamo divertiti verso l'Ucraina occidentale. Abbiamo viaggiato per ore fino ad arrivare in una stazione di servizio nella città di Rivne, dove ci siamo riposati. Ma dopo mezz'ora, mentre eravamo lì, un razzo è caduto a 100 metri da noi. Eravamo terrorizzati e abbiamo deciso di continuare a guidare. La mattina del 25 febbraio eravamo già nella provincia dei Carpazi, nell'Ucraina occidentale, al confine con l'Ungheria, dove eravamo completamente al sicuro.
Siamo rimasti lì per circa 2 settimane. Il 10 marzo abbiamo deciso di venire in Italia. È stato ed ancora molto difficile adattarsi in un paese straniero.